abbiamo fatto un giro con una telecamera nascosta, un nostro giornalista ha cercato di entrare e provare ad acquistare dei prodotti all'interno dei nostri grossisti, diciamo, locali, cinesi, italiani. Siamo andati un po' in giro e abbiamo visto che cosa succedeva, quindi la fattura, lo scontrino veniva fatto. Vediamo con noi Emiliano Schincaglia. Buonasera. Vuoi fattura? Non ho capito. Fattura? Non c'è il contadino. Quindi una fattura, ok? Va bene. Tu vuoi? Ce l'hai il timbro? No, non ce l'ho il timbro. Non c'è il timbro, cosa scrive, non so come. Comunque, so che 11. 11. Ciao. Ci siamo. Questo non si può tenere la mano. Non si può? Non si può. Cioè è solo per chi ha la partita IVA? Sì. Ah, ma non lo sapevo, scusa. Solo hanno partita IVA con sacchettino e la liquidina. Quindi mi dici mettilo via e lo nascondo, ok? Perché tu non ce l'hai partita No. IVA, non si può tirare le liquidine. Ok. Vabbè, lo nascondo, lo metto via subito. Meglio metti in macchina, puoi tirare loro. Ok, ci sei lì. No, qualcuno fermano. Ok. Noi. Però niente scontrino né niente, Fanno perché ci solo- voleva il timbro. Va bene. Ci sei lì? Ok, sì. Ci sei lì. 5? Sì. Ok. Quanto? 3 euro. Guarda. Bene, dammi questo dentro di tuo. Sì, io mettiamo dentro. Grazie, sai. Bene, signore. Ciao, ti faccio vediamo. Grazie. Grazie. Non ho la partita IVA, non è un problema. Siamo... Metto via e via. Ah, mettere il diavolo io vedo. Grazie, ci sei. Non parla i cinesi, sì. Hai parlato i cinesi? Poco. Sì, ma sei di qua in Italia o sei andato? No, da qualche amico cinese mi ha insegnato. Fatto... Sì, ci sei lì. Pronuncia sbagliata, ma più o meno. No, giusto. Grazie. Aspetta che nascondo. Quel foglietto lì solo se avevo il timbro, la fattura, quindi non ho lo scontrino. Cioè se è rotto o ci sono problemi me lo cambi così. Vabbè, vedi subito. Ok. Però se ti cambio no, però... No, perché non ho dietro il telefono. Ah, no. Ci sei lì. Come in testo? In che senso? L'intestazione, la partita IVA. Ah, non ho partita IVA, perché non si può senza partita IVA. No, noi veniamo Oh, solo Madonna. titolari di partita IVA. Non lo sapevo, mi perdoni la gaffa. Sì. Ho disturbato per niente. Ma non si può... No. Eh no, Perché perché è un non c'è regalo. la fattura. Sì, che sto diventando matto a trovare questo tipo di... L'ho appena entrato, l'ho vista. Un attimo che ti vedo. Grazie. Cosa hanno detto? Questa volta però sai che non Quindi so. per questa volta che... Ah, non sono venuto a comprare. Noi siamo solo per i venditori del settore. Non lo sapevo. Quindi anche per prendere tipo questi. Io per la registrazione, quindi procedere alla fatturazione, ho bisogno di una copia della misura camerale che per il vendita settore del pubblico informatico. Non ho tutta sta roba, pensavo semplicemente di prendere. Non si può proprio. Neanche per 2 ludi. No, sono solo per i venditori del settore. Ah, sì, però. Vabbè, li rimetto a posto. Niente, no, c'è questo. Scusa, ti studio. Ci mancherebbe. Presidente Zilli, abbiamo cercato di fare un percorso attraverso diversi imprenditori, 1 su 3 promossi. Tra gli evasori ci sono sicuramente extracomunitari, ma anche qualche italiano. Beh, ma questo È un fenomeno sicuramente diffuso. Non c'è niente di nuovo, il problema è che i dati che noi abbiamo fatto come in Camera, abbiamo fatto uno studio importante, siamo anche avvalsi di uno scrittore che è Selvatici, che da anni studia il fenomeno, ma sono 10 anni che il sottoscritto è in prima linea, non c'è niente di nuovo, insomma. È una realtà che arriva da lontano, ho cominciato con Prato, quindi io già a Prato avevo iniziato a fare alcune operazioni. Il
fatto che ci sia anche nel commercio normale l'evasione, insomma la Guardia di Finanza conosce meglio di me il problema. Il problema però è strutturale qua. Questi sono soggetti che arrivano nel nostro territorio, hanno logiche completamente diverse, si creano una comunità, invadono alcune aree del paese e iniziano una filiera che è completamente fuori controllo.